Si erano ritrovati sabato mattina davanti al distributore di Mogliano, un caffè, due chiacchiere e un ultimo sguardo all'itinerario da seguire per quella che doveva essere una gita in compagnia in sella alla moto. Tra i centauri anche Luciana Ramini, 55 anni, di Mogliano, sul sedile del passeggero un'amica. Nessuno poteva immaginare la tragedia che da lì a qualche ora si sarebbe portata via per sempre Luciano. L'uomo, all'altezza di Agnu, località di Feltri, avrebbe perso il controllo della sua Honda, finendo a terra. Per il 55enne non c'è stato nulla da fare, l'impatto gli è costato la vita. In prognosi riservata alla cinquantenne che viaggiava con lui. Un dramma che si è abbattuto su Mogliano, lasciando tutti sotto shock. Ma il trauma per la scomparsa di Luciano ha lasciato posto ad una gara di solidarietà che ha coinvolto tutto il paese per aiutare i due figli dell'uomo di 20 e 17 anni che 6 anni fa avevano già vissuto il dolore per la perdita della mamma portata via da una malattia. Gli amici motociclisti del 55enne hanno avviato una raccolta fondi per sostenere i due ragazzi, rimasti orfani di entrambi i genitori.